Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, vi spiego un attimo il discorso dei bonus perché qualcuno non ha ancora capito bene. Allora, ho scelto il solito bonus della squadra di casa, nel senso che visto che la Francia o comunque le squadre di casa delle Olimpiadi possono partecipare di diritto a tutte le discipline, per questo voglio che in ogni disciplina sia la Francia e ripeto, scegliamo una squadra tipo l'Egitto tra le 8 selezionabili e quella fa anche da Francia, lo decidiamo prima in base appunto che nazionalità, alle nazionalità che ci sono in quella disciplina. Dopo c'è sempre per la Francia, si arriva quarta invece terza, si arriva terza invece seconda, si arriva seconda invece prima, si arriva prima alla doppia medaglia, quindi doppio oro. E questo è il bonus della squadra di casa, finito. Che dopo quando c'era il Decathlon, l'Heptathlon, sì, ragioneremo meglio anche su quello. Poi, altra cosa, per Stati Uniti, Russia, Germania, Gran Bretagna, Australia, eccetera, c'è il bonus di disciplina, nel senso, l'America è fortissima sul nuoto. Allora, in certi giochi c'è il default, per esempio su Pechino non è detto che ci sia. Se a Pechino non c'è gli Stati Uniti, mettiamo gli Stati Uniti al posto di un'altra nazionalità. E come sempre per la Francia, ma solo nelle discipline forti, quindi per esempio per l'America è nuoto, atletica di velocità e pistola, e tiro, scusate, tutte le discipline di tiro. Se arriva quarta arriva terza, se arriva terza arriva seconda, se arriva seconda arriva prima, se arriva prima doppia medaglia. Questo anche per diciamo le potenze olimpiche, quindi squadra di casa e potenze olimpiche hanno questi bonus. La Francia per tutte le competizioni, Stati Uniti, Germania, Russia e le altre big solo per le discipline diciamo principali. Esempio, tiro con l'arco, adesso abbiamo un tiro con l'arco eh, a squadre, vabbè qua individuale ma comunque a squadre, misto, e mi sembra che sia il Giappone, è l'unica squadra che ha il bonus, quindi se non c'è il Giappone selezioniamo il Giappone e è la solita, il solito bonus, quarto terzo, terzo secondo, secondo primo, primo doppia medaglia. Punto, basta, finito. Ciao, ci vediamo per il tiro con l'arco misto. Ok ragazzi, andiamo con il tiro con l'arco misto squadre. Allora dobbiamo mettere il Giappone e il Giappone lo mettiamo. Allora mettiamo il Giappone vicino, mettiamo con l'Australia, Giappone e quindi anche Australia e la Francia che si gioca in casa con facciamo il Sudafrica. Ok, quindi Sudafrica, Francia, Australia e Giappone. Vai. Contro Canada. Vinto 1 e 6, vinto. Boom! Qua dobbiamo approfittarne ragazzi, non ci sono gli States. C'è tensione Beppe, c'è tensione. Abbiamo un colpo di vantaggio. Ah, male, male, male. 28 pari. Cerchiamo di non essere eliminati subito, grazie. Ci sono discipline per me importanti, di solito faccio sempre tante medaglie, qua male. Vediamo come risponde il Canada con un 8, questo è buono. Ah! Non andiamo a dare sotto il 9 ovviamente. Un colpo di vantaggio. Un po' bassa, ma arriva al 10. Ok, un colpo di vantaggio, madonna, un vento che va a 2,25. Peccato. Ah, questo era 10 però. Peccato. Siamo di nuovo pari ragazzi. Canada Show. No, troppo. Brutto 9. 9 largo.
Sempre un colpo di vantaggio. Guardate, andare sotto il 9. Mamma mia, ancora pari. Cioè, un colpo di vantaggio, ma è dura. Ah! Mamma mia, 8, questo è pesante. Porca puttana, addirittura va in vantaggio il Canada. Non si vuole, incredibile, incredibile. Rischio di andare fuori, è incredibile. Perdo di 1 per un 8, non ho parole. Non ho parole. Fuori il primo turno. Vediamo come va a finire. Allora, adesso così spiego anche. Allora, abbiamo Svezia, oro. Poi avevamo detto Sudafrica, argento. E Giamaica, bronzo. Incredibile, grandi Giamaica. Però il Giappone, l'Australia mi è uscito, Sudafrica era anche la Francia, quindi la Francia argento, ma scala di 1, quindi oro francese. Questo è il bonus. Stessa cosa per le altre nazionali che hanno le specialità. Molto semplice. Adesso andiamo, il programma olimpico ci dà pistola aria compressa, 10 metri misto. Ok. Ok ragazzi, qua non abbiamo purtroppo la lista prima delle squadre, ogni tanto cambia certa disciplina, quindi andiamo per ordine. Francia padrona di casa, Stati Uniti seconda, nel senso se noi arriviamo primi, Francia seconda, America terza, se arriviamo secondi, Francia prima, Italia seconda, America terza e così via. Chiaramente contando anche le squadre vere che sono presenti nella disciplina. Se c'è già Francia o Stati Uniti tutte e due, allora chiaramente non serve, però purtroppo non ho la lista prima, quindi non posso decidere. Vai. Abbiamo il Canada. Potremmo fare ecco, che il Canada e anche gli Stati Uniti a sto punto. Se non c'è Stati Uniti facciamo così, quindi il Canada e gli Stati Uniti. Boh. La Francia però non lo sappiamo. Italia, dai, tocca a noi. Proprio un gran colpo. Quindi se la mira è qua, sarà di qua? Non proprio un gran colpo. È difficile la pistola così. Buon colpo. Quindi per la Francia rimane la cosa, il Canada, Canada e Stati Uniti che sono anche vicini. Ah. Serve l'oro, Beppe, serve l'oro. Porca puttana che colpo. Forse troppo tardi però. Ah. Grande. Che colpi ragazzi. Dai Cuba. Ho trovato il colpo. Non so cazzi vostri, se non ho recuperato un po' i primi. È un cecchino il cume. Buono. Vediamo l'ultimo colpo. No, troppa fretta ho avuto. Ai ai ai. Oh yes, baby. Oh yes, ma che sfiga.
Canada secondo, Dio Cristo. La Francia si becca, quindi però attenzione che comunque questo vuol dire eh, la Francia è seconda, quindi gli Stati Uniti scendono al terzo posto e ci sta. Quindi in pratica in questo caso è così, si usa la priorità francese, che comunque non sapevamo la nazionalità, quindi la Francia è arrivata seconda. Avevamo scelto gli Stati Uniti perché di fatalità abbiamo visto almeno nazionalità il Canada. In sto caso il Canada barra Stati Uniti è arrivato terzo, quindi il Canada all'argento, Danimarca bronzo, Stati Uniti all'argento, perché semplicemente scalano dal terzo al secondo posto. Quindi dai, almeno un po' di culo c'è stato stavolta, grazie alla Francia che non era nella classifica. Ok ragazzi, abbiamo i 200 stile libero, uomini e donne. Ok, così ce li vediamo: Giamaica, Svezia, ovviamente USA, Australia e gli altri non ci sono, Canada, USA, Francia e Australia c'è, meno male. Vai. Dai raga, qua bisogna vincere. Vai. Dai come, questi devono essere ori. È chiaro che avevamo ancora purtroppo la spada di Damocle degli States che hanno i bonus. Non crollare come. Grande vittoria, altro oro, godo. Siamo forti, Beppe, siamo forti. Vediamo un po' le classifiche. Ok, quindi che culo, tutte fuori, quindi nessuna delle big prende medaglie, godo. In questo caso la classifica è semplicissima. Noi ci becchiamo l'oro, Danimarca argento e Giamaica bronzo. Giamaica scatenata. Parte già a bomba prima dell'atletica, pazzesco. In questo caso è semplice perché l'Australia arriva quinta e che se fa il bonus è quarta. Francia è sesta, Canada barra Stati Uniti ottava, quindi fuori da tutto, godo. Altro oro. Adesso abbiamo i 200 stile libero femminili. Chiaramente ragazzi non c'è niente di difficile, semplicemente sto spiegando i bonus che rispetto all'altro anno c'è quello in più per le specialità. Qua abbiamo gli stessi Australia, Sudafrica, ok, tutto uguale a prima. Vai, andiamo a sfruttare. Vai, partenza non meravigliosa stavolta. Dai. Faccio fatica. Porca miseria. Ma siamo in lotta col Brasile. Non lo so. Sì, cazzo. Ok. Molto bene. Altro oro, stiamo recuperando alla grande. Già 3 ori oggi, Brasile, bronzo, argento e Svezia, anche la Svezia ha lanciato bene, è un oro e un bronzo oggi. Ok, la Giamaica quarta, quindi non ci sono bonus neanche qua, godo. Adesso abbiamo 200 rana, uomini e donne. Vai.
Molto bene. Saranno stesse nazionalità? Sì, sì, sempre uguale, siamo tranquilli. Canada e USA, Sudafrica, Francia, Australia. Australia. Molto bene. Vai. Vai. Qua però sarà più dura. Attenzione. C'è il Sudafrica primo in sto momento. Quindi anche la Francia. Madonna, sta crollando. Mamma se dura, mamma se dura. Eccellente. Siamo lontani dal primo posto. Abbiamo Sudafrica e Francia che in questo momento hanno l'oro, ma mamma mia. Non ce la faccio. Questo è argento, signori. Mamma mia. Vediamo le classifiche. Terzi. Cazzo. Qua. Allora la classifica è la seguente. Sudafrica, oro. Anche Francia, quindi doppio oro francese per i bonus. Bonus primo posto, quindi doppio oro. Ok. E noi bronzo. Ok, Danimarca quarta non è assolutamente nei bonus. Bene, bene. No, speravo in un altro oro, cazzo. Va bene, dai. Ci manca l'argento. Comunque ho messo l'oro alla Bulgaria che mi sono dimenticato ieri. Chiedo bene e ringrazio chi mi ha scritto sta cosa. Ok, qua abbiamo adesso Irana. Abbiamo Irana femminili. Dai. Per il momento gli Stati Uniti sembra ferma adesso, cosa molto positiva. Vai. Vola come vola. Le dura. Ma crollo tanto. Sono un boomer ormai, non riesco più a tenere tanto. Eccellente. Siamo a rischio medaglia addirittura, Siamo a rischio medaglia. Siamo a rischio medaglia. Adesso forse voglio ancora la Francia, Sudafrica che domina. Non lo so. Non so se è bronzo o argento. Secondo. Primo argento, raga. E ancora. Sudafrica intanto 2 ori, Italia, argento. Svezia, bronzo. E Francia, doppio oro ancora. Così abbiamo più squadre che lottano per il medagliere. È stato un bel culo la Francia che gli ho messo la Sudafrica. Tammo, carino. Meno male negli Stati Uniti, l'unica culo è quello. Farfalla, adesso abbiamo, Le squadre dovrebbero rimanere quelle, teoricamente. Cioè, capite, senza questi bonus io praticamente starei dominando le Olimpiadi in lungo e largo. Cioè, sarebbe tipo Italia 100 ori, la seconda
cioè 20 ori, neanche 10 ori. Ok, mi sembra tutto uguale. Sì. Buono, speriamo che mica qualcun altro. Vai. Stati Uniti più in difficoltà in queste discipline. Che se facevo, ho fatto questa scelta perché se facevo solo con London, praticamente l'America vinceva il medagliere solo col nuoto. Bravo. Siamo in testa. Sudafrica in difficoltà qua. Dai Kume, dai Kume. Porca miseria. No, adesso non volare adesso. Dammi l'oro che mi serve. Sì. Godo. Tempo 51 secondi e 42 decimi. Oh, l'Australia però. Si prende un bel argento l'Australia. Allora. Grande Italia, quarto oro oggi. Giamaica, argento. Australia ci becca bronzo e argento per il bonus del modo. Perfetto. Buono. Dai, dai, che stiamo andando, ragazzi, stiamo andando. Scusate se non urlo tanto, ma sono le 4:37. È un po' tardi. Vai. Ai 100 metri farfalla. No, ti prego, dimmi che non un'altra. Non squalifica. No. E USA prende il doppio. Ma che sfiga di merda, no, vaffanculo, va. Ci becca 2 ori USA. Anche l'Australia per il bonus. Più l'argento. E la Francia, incredibilmente anche la Francia. Ok, quindi argento e bronzo. E il Sudafrica un bronzo. Donnot, parole, è bruttissima questa squalifica. Che sì, ma dai, dammi un'altra possibilità, però che cazzo. Adesso abbiamo i 200 d'orso. Non ho parole. Vai. Ai 100 metri dorso. Attento Kume. Vai. Ho regalato un doppio oro americano. Dai Kume, dai. Perfetto. Dai. Dai, c'è l'Australia che può lottare. Non mollare Kume. Mi servono ori. Dai, 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 che... No. Sto calando, sto calando. Sì. Record olimpico e silenzio. Mamma mia come sto giocando, come sto.
andando. 53 secondi e 40 decimi. Prestazione sublime. Molto bene, molto bene. Allora, Italia, oro. Australia, bonus specialità oro e argento. Giamaica, bronzo. E Francia, bronzo. Ricordo sempre perché il Sudafrica è arrivata quarta, quindi è terza. Buono, adesso abbiamo il dorso femminile e poi abbiamo doppio scherma e doppio skateboard. Con il telefonino, ovviamente. Ok. Dai, dai, Olimpiadi bellissime. Tante squadre lottano per il medagliere, secondo me, quest'anno. Più squadre. E se non ci voleva quel doppio oro americano. 600 metri dorso. Dai. Vai. Vai, Kume. Si cala un po'. Tanti ori oggi, una giornata 2 molto proficua per il Kume. Perfetto. Siamo primi. Dai, Kume, dai. Dai, che gli Stati Uniti sono indietro, non beccano niente. Ah! Non mollare adesso, mamma mia, nel dorso dominiamo. Oro olimpico. Nel dorso si domina, eh? Tempo 53 secondi e 35 decimi. Molto bene. Altro oro italiano. Oggi stiamo spaccando fuori tutto. Giamaica show. E Danimarca bronzo. Molto bene. Ok, raga, adesso ci vediamo per fioretto maschio femmina. No, scusate. Fioretto a squadre uomini e donne. E skate park uomini e donne. Raga, andiamo con la scherma. Fioretto individuale, uomini e donne. Concentration, please. Andiamo. 3, allez. Che abbiamo visto che è duretta. Brutto errore. Merda. Mamma mia che schifo che sto facendo. Malissimo. Già perso. E quindi cosa devo fare? Ovviamente con le classifiche, Francia che c'è il bonus. Poi possiamo mettere Ungheria. E il Bangladesh che comunque ha giocato, che alla fine possiamo farlo, che ha fatto la sfida contro di noi. Bangladesh è bronzo, ci sta. Però è Francia e Ungheria che diciamo sono le due squadre più storiche, ecco. La Francia aveva per diritto perché è fortissima, non come noi ma è fortissima. L'Ungheria perché è una grande tradizione. Quindi Francia, Ungheria e Bangladesh che abbiamo perso noi, però ragazzi, cioè non posso passare questo gioco così, cioè o passi da far bene a far cagare. Vai. Andiamo. 3, allez. Dai cazzo. Merda.
prego. Yes. E andiamo avanti, dai. Abbiamo un tabellone almeno, ok. Coq, le isole Cook abbiamo. Oh madonna. En garde. Prêt? Allez. Dai, che l'Italia maestra della scherma. Ah. Buono. Ti prego. Godo, siamo in finale. Calma. Calma, ragazzi. Oh madonna, contro chi siamo in finale? Ho una scusate ignoranza, ma in questo momento non mi viene la En bandiera. garde. Prêt? Allez. Si prendono anche loro questi. Si prendono loro, non so chi sia. Che bello. Mi dai il nome per esteso? Abbiamo preso un argento. Pazzesco, un attimo che adesso cerco di capire le bandiere. Ragazzi, era la domenica ovviamente e diciamo che con questo gioco qua possiamo anche dare medaglie a squadre, a nazioni che comunque sono non proprio tra le big del mondo. Dai, quarti di finale. Cosa cazzo? Sì, non mi ricordo più. Vai, è buono però non basta. Questa è la categoria park. No? No? Porca miseria, durissimo. Riesco a fare un terzo, però siamo passati? Oh yes, e secondi. Nazioni che è un po' più famose, solo carità. Apriamo gli orizzonti e va benissimo. Oh. No. Sono una pippa. Non ci credo. Qua non c'è nessun bonus, eh? È velocissimo. No! Vabbè, ma è impossibile. Stiamo a questo punto, cioè... Queste sono le classifiche perché non posso andare oltre. Datemi un secondo, ragazzi. Ok, la nazione dei Saint Kitts, cioè sinceramente non mi ricordavo, ma c'è da dire che qua che veramente scopriamo cose inaudite. Quando prendo medaglie, nazioni sconosciute, o quantomeno che di solito non sono famosissime. Dai, cerchiamo di fare il massimo. Perfetto. Merda. No, che no, il primo turno però. Ma siamo a rischio, eh? Dai, ce la facciamo. Terzi, mamma mia. Perché non vai? Ma sei uno stronzo allora. Perfetto. Però. Ma perché non va? Dai. 68 punti, non può andare in semifinale. Vediamo che nazione esotica vince. Botswana. Mamma mia, ok. Cerchiamo di capire la seconda perché non mi viene in mente sinceramente. Raga, ci becchiamo per il medagliere. Ragazzi, medagliere interessante, recuperiamo molto sugli Stati Uniti che comunque rimangono in testa con 22 medaglie totali, 15 ori, 10 per l'Italia, 8 Australia e Francia, ma l'Australia ha qualche argento in più. L'Australia ha cominciato alla grandissima, chiaramente il nuoto è fondamentale, poi ragazzi sorpresa, Manita Sudafrica è la quinta forza con 2, la Svezia sesta, il Giappone con dentro, Cina ancora non si vede per il momento ma ci sta,
rivelazioni, Dominica, San Kitts e Botswana con un oro per ciascuno. Micronesia si becca un argento. Fiji, vabbè, si è preso i due bronzi il primo giorno. Isole Cook o Cook, lascio sempre a voi la scelta, un bronzo. Bangladesh un bronzo e via tutte le altre. Chiaramente se mi sono dimenticato qualcosa scrivetemelo. E niente raga, un saluto dal comandone veneziano. Secondo giorno veramente pesante con un recupero dell'Italia. Però ragazzi, Stati Uniti sono partiti veramente a bomba. Nel terzo giorno, tanto qua segniamo che questi sono andati. Ok. Giorno 3 abbiamo carabina, carabina, quindi forza olimpica, forza olimpica, forza olimpica, quindi tanto tiro, cazzo carabina, abbiamo praticamente un sacco di tiro dove anche gli Stati Uniti sono ancora iper favoriti. Dopo abbiamo il tennis, quindi usiamo Tokyo in questo caso perché non usiamo altri giochi teoricamente. Non so se usiamo anche au tennis, non mi ricordo. Poi abbiamo skate categoria street e scherma a spada. Va bene ragazzi, un saluto dal comandante veneziano. Olimpiadi veramente incredibili con un medagliere già interessante. È chiaro che le big se ne stanno andando, ma mancano l'appello. Tante potenze. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!